Ad un certo momento sono nati i primi gruppi, poi i primi gruppi si sono ingrossati, dall'altra parte il Comitato di Liberazione Nazionale, che era la testa politica del movimento, perché il movimento partigiano è stato il Comitato di Liberazione Nazionale come testa politica perché rappresentava tutti i partiti. E lì vedete c'è stato il primo atto importante della resistenza, importantissimo, l'unità di quei partiti, garantita da che cosa? Da una partecipazione paritetica, cioè in quel Comitato di Liberazione le forze politiche avevano pari valore. Se c'erano due comunisti c'erano anche due democristiani, due socialisti, due azionisti, due repubblicani, per dimostrare che c'era la volontà unitaria di batterci contro il fascismo, non quella di prevalere come partito su un partito sull'altro. Quindi c'era la testa politica, che era il Comitato di Liberazione, la testa invece operativa, che era il Corpo Volontario della Libertà. E lì sono incominciati a nascere i primi gruppi, i primi battaglioni, le prime brigate. E la scelta di fare l'esercito di popolo la si vede nella formazione di questi gruppi partigiani, di queste brigate partigiane. Ogni brigata aveva un suo comandante che era responsabile delle azioni militari e un suo commissario che era responsabile delle azioni politiche di quel gruppo. La funzione del commissario qual era? Quella di favorire la crescita politica degli uomini della resistenza. Il comandante invece aveva il compito di guidarli in maniera perfetta nelle azioni di guerra. Ed è un grosso valore questo. Io ricordo, guardate, io giovanissimo ho una cosa da notare. I comandanti e i commissari erano scelti dai combattenti, non c'era nessuno che ci diceva tu fai il comandante, no. A un certo momento erano i combattenti stessi che sceglievano chi doveva comandare, chi doveva fare il commissario, chi doveva fare il vice se il comandante non c'era più, chi dovevano essere i comandanti di battaglione, i comandanti di squadra. Questo era l'esercito di popolo, perché cresceva e le discussioni, quando non c'erano azioni, quando non c'erano rastrellamenti e compagnia bella, nei momenti di, chiamiamola di calma, si trovava il tempo, si chiamavano l'ora di politica, si chiamava il tempo per discutere di quella che sarebbe stata l'Italia del futuro. Io ricordo per esempio quando abbiamo affrontato il discorso del voto alle donne non votavano, la seconda metà del cielo non votava, erano destinate soltanto, Mussolini diceva, sono destinate al focolare e al letto per fare figli da mandare in guerra. Questa era la donna italiana di allora. Quando si è trattato di incominciare ad affrontare il discorso del voto alle donne, io non vi nego, siamo andati avanti ma parecchio tempo per convincere tutti i combattenti che era necessario dare il voto alle donne, che poi se lo stavano conquistando perché erano le nostre staffette, erano donne che combattevano con noi, erano donne che partecipavano alla resistenza, altro fatto importantissimo, per la prima volta, donne che partecipavano volontariamente ad una guerra di liberazione. Io ricordo il tema, mi ricordo un vecchio partigiano, si chiamava Cacciatore, che quando si parlava del voto alle donne mi diceva tu parli bene, però guarda che queste ci chiamano. E io, ma perché Cacciatore? Perché votano per i preti. E allora bisognava smontare queste posizioni. Dicevamo, d'accordo, voteranno per i preti solo perché sono i preti soltanto che parlano con loro. Tu hai mai parlato con tua moglie? L'hai mai convinta in qualche cosa? Hai mai capito che non puoi legarla attorno al focolare? Perché anche lei ha un cervello, anche lei bisogna aiutarla a crescere. E abbiamo vinto questa battaglia, perché non è stata una battaglia semplice, perché guardate che nella nostra zona la vecchia cultura contadina prevedeva che la donna avesse quel ruolo. La donna che la piazza, che la tasa, che la sta a casa, questo gli diceva allora a quel tempo. Quindi è stata una grossa battaglia di avanzamento politico, di mettere
nel circolo democratico del paese il voto di oltre metà dell'elettorato che era escluso. Sono stati affrontati tanti problemi. Cosa si fa dopo la guerra? Io ricordo sempre quel vecchio che avevo con me, che mi diceva: tu va bene, parla bene, d'accordo, facciamo così, ci saranno i partiti, discuteremo di politica, ma dei fascisti che cosa facciamo? Che cosa? Quando gli voleva che io gli dicessi, dei fascisti, li dobbiamo ammazzare tutti. Dei fascisti cosa facciamo? In questo clima è cresciuta la forza della resistenza. Io ho una lettera di Milo che scrive ai garibaldini quando è finita la guerra. Una lettera meravigliosa, dove dice: voi adesso avete fatto il vostro dovere, ritornerete a casa e molto probabilmente troverete qualcuno che cambierà casacca, metterà sul fazzoletto rosso, non si capisce perché rosso, e magari imbraccia il fucile con il quale aveva combattuto contro tuo fratello e fa la festa con te perché penserà anche lui di aver fatto chissà che cosa. Sappiate che purtroppo succederanno anche queste cose. Sappiate che sarete trattati male. Lo dice, sarete trattati male. Ma ricordatevi, quando avete dei dubbi, i sacrifici che abbiamo fatto per arrivare a questo punto. Oggi il popolo italiano è libero. Oggi il popolo italiano può dire la sua. Oggi dobbiamo aiutare il popolo italiano nella ricostruzione del paese. Questi erano i messaggi dei comandanti partigiani sul serio. Non le prebende, non i posti, non le carreghe. E questo uomo, pensate un attimo, mi fa piacere ricordarlo anche in questa occasione, quest'uomo che ha comandato una divisione garibaldina di 4.500 uomini, decorato di medaglia d'argento, decorato addirittura della Silver Star americana, Quest'uomo che era un ufficiale in SPE, un ufficiale in servizio permanente effettivo, che dopo la guerra ritorna a fare l'ufficiale e che dopo pochi mesi, il ministro della difesa di allora, che si chiamava Randolfo Pacciardi, non lo dimenticherò mai, ha emesso un decreto con il quale lo allontanava dall'esercito, e la peggiore delle cose è stata che quel decreto aveva effetto retroattivo di 2 mesi. Sapete perché? Perché a Milo mancavano 2 mesi per avere la pensione. Quindi è stato cacciato dall'esercito senza pensione. Un uomo di questo genere. E che cosa ha fatto? È andato a lavorare, è andato lui a lavorare nella CGIL, alla Federterra, a continuare la sua battaglia in favore di quelli che erano i più deboli del popolo italiano. Queste sono figure meravigliose, figure che lasciano un segno. Qui, quando faccio qualche volta il paragone di questi uomini, quegli uomini che ho conosciuto, con quelli che ci guidano attualmente, ma ragazzi, è una roba da prendere paura. Da dove sono venuti fuori quegli odierni? Ma da che parrocchie arrivano? Da che satellite arrivano? Da che mondo arrivano? Dopo a dirvi la resistenza, le battaglie sono state continue. Deragliamento di treni, scontri durante i rastrellamenti, andare nei comuni a prelevare tutte le liste dei ragazzi di leva perché non potessero, perché i tedeschi non avessero la facilità di poter andare, o i fascisti avessero la facilità per trovare. Andare a prelevare nei comuni l'elenco dei contadini che dovevano portare le loro merci ai consorzi, perché a un certo momento fossero tenute dopo anche là ci sono stati dei contadini che hanno fatto il mercato nero invece che dare la merce a chi aveva bisogno. Però queste erano le reazioni che facevamo.